in atto da tempo, quindi la webinar serve anche un po' a questo, a aggiornarci rispetto al percorso fatto finora, quello che c'è ancora da fare, ma soprattutto quali sono gli obiettivi di più grande respiro che la nostra organizzazione sta mettendo in atto. Un pezzo di questo percorso, di questi obiettivi, è la manifestazione che ci sarà sabato prossimo a Roma all'interno di questa grande proposta che stiamo portando avanti, questo cammino della responsabilità, quindi la manovra vista proprio come un pezzo del cammino degli obiettivi più grandi, più alti, che sono quelli di riaprire un dialogo forte per realizzare un percorso di concertazione, un patto della responsabilità che dia prospettive di sviluppo, di crescita, di tutele sociali a tutta la nostra gente, la cittadinanza, i lavoratori, i pensionati, tutti coloro che vivono o scelgono di venire a vivere nel nostro paese. La manovra è una manovra che ha dimensioni ridotte rispetto a quelle degli anni precedenti, ma che ha un valore aggiunto importante, che è quello di chiudere una procedura il rischio di una procedura di infrazione, quindi chiudere la procedura in atto che avrebbe portato alle sanzioni allo Stato italiano per le procedure di infrazione e soprattutto porta in dote alcuni provvedimenti importanti che la CISL, diciamo che per un certo periodo, fino a un certo momento, anche assieme alla CGIL e alla UIL, e poi in splendida solitudine, ha ritenuto necessari per difendere il potere d'acquisto delle persone che rappresentiamo, dei lavoratori, dei ceti medi, ceti bassi, naturalmente risorse per quanto riguarda il sistema sanitario, come dire, la difesa, come dicevo, del potere d'acquisto dei lavoratori fragili, delle aree di difficoltà, di fragilità del mondo del lavoro, e naturalmente con un obiettivo intrinseco che è quello di mettere paletti fermi per generare prospettive di sviluppo del nostro territorio. Mancano molte cose, naturalmente dentro alla progettualità più ampia. Alcune cose le avete viste, lette nei documenti che sono circolati in queste settimane prodotti dalla segreteria nazionale. Ovviamente l'interlocuzione dalla presentazione del disegno di legge all'iter parlamentare che è iniziato sono state molte da parte della segreteria nazionale con le forze politiche parlamentari. Qualcosa si sta muovendo, naturalmente Ignazio ci dirà quello che potrà dirci rispetto all'aggiornamento del percorso dell'iter parlamentare. Una cosa su tutte ci tengo a sottolinearla, perché è, diciamo, quella a noi molto cara nel percorso di questa manovra, ma che sta dentro a quell'obiettivo più ampio di una progettualità di sviluppo, di prospettiva di medio-lungo termine del nostro Paese, che è quella del finanziamento della legge sulla partecipazione, la legge 76-2025. Come dice Daniela Fumarola, la segretaria generale, per noi non è stato un vezzo quello di realizzare quella legge, e quindi servono risorse fondamentali per dare gambe alla legge e per realizzare davvero questo percorso di partecipazione, questa realizzazione della partecipazione che tanto serve al nostro paese e al nostro mondo del lavoro. Quindi io mi fermo davvero, perché mi ero ripromesso anche con Ignazio di fare un'introduzione brevissima, e lascio la parola a te per il tempo che sarà necessario. Poi eventualmente, se dovessimo avere richieste di approfondimenti, di sottolineature o qualcosa che non riusciremo a completare come risposte nell'arco di questa ora e un quarto, poi vediamo eventualmente se sarà necessario farti avere qualche scritto o qualcosa che possa aiutare comunque la nostra gente. Oggi ci sono delegati RSU operatori, quindi diciamo la grande famiglia del Veneto
che poi può portare in dote le informazioni, le posizioni politiche della nostra organizzazione nei luoghi di lavoro e sul territorio. Grazie Ignazio, e a te la parola. Grazie a voi Massimiliano, grazie a te, a Stefania, a Luca, a Mari, a Maria, ad Elisa, anche per il sostegno che state dando all'esperienza confederale come VSR. Un caro saluto a tutti gli amici delle UST, delle strutture produttive, delle federazioni che stanno accompagnando una stagione che, come sempre in questo periodo, è una stagione complicata, perché comunque viviamo in un paese dove sembra quasi che la manovra di bilancio sia l'unico veicolo normativo attraverso il quale portare avanti le politiche produttive del lavoro, sanitarie e quant'altro. È fondamentale, ci sono i gangli fondamentali, però bisogna lavorare tutto l'anno per costruire comunque occasioni per accompagnare le istanze sindacali che noi abbiamo messo in calce a un volantino piattaforma, che è quello del semaforo, dove c'è le misure in verde che vanno anche bene all'interno di questa manovra, le misure in giallo che possono essere potenziate, rispetto alle quali stiamo cercando di accompagnare la stessa con emendamenti, come diceva Massimiliano, all'interno dell'iter parlamentare, e poi in rosso delle istanze che fanno parte della nostra sensibilità collettiva maturata soprattutto durante il percorso congressuale, che noi riteniamo debba completare in termini di istanze quanto all'interno della manovra è stato rappresentato. Quindi, se proprio dovessi fare, diciamo così, una pubblicità, la farei per quel volantino, perché racchiude un po' tutto quello, soprattutto nella parte rossa, che noi ci siamo detti dovrà essere oggetto di una forte attenzione da parte della Confederazione, che poi viene mutuato anche nella mozione congressuale. Massimiliano ha detto in maniera inequivocabile il fatto che la nostra azione, la vostra azione, si colloca all'interno di un cammino articolato, questo cammino della responsabilità che c'è stato in tutti i territori del nostro paese, con iniziative territoriali molto importanti nei posti di lavoro, dove comunque noi stiamo cercando di trasferire la nostra visione, le nostre proposte, il nostro progetto e quindi i nostri valori. E che è un cammino che si è interfacciato con un altro percorso, che è stato quello della Marcia della Pace, che abbiamo completato pochi giorni or sono, che aveva proprio l'obiettivo di rigenerare legami, passioni, offrire veramente un grande contributo a sostegno del Paese attraverso la nostra capacità di stare dentro i problemi reali dei nostri iscritti, di chi lavora, di chi sta in pensione, senza concedere, l'abbiamo detto tante volte, niente alla demagogia, stare sul tavolo. Massimiliano ha raccontato che noi siamo stati a Palazzo Chigi un paio di volte, poi abbiamo accompagnato, diciamo così, questa nostra visione in sede di audizione parlamentare. Sono stato incaricato io da parte della segretaria generale Fumarola, e poi siamo stati pressoché in tutti i gruppi parlamentari a trasferire queste istanze, soprattutto a quelle parti rosse che riteniamo debbano essere recuperate, a quelle gialle che riteniamo debbano essere invece migliorate, perché ci sono dentro la manovra di bilancio. La manovra di bilancio, l'ha detto Massimiliano, è un po', diciamo così, ridotta, è una delle manovre più ridotte in termini di risorse nell'ultimo quindicennio. C'è un perché, non è una volontà del governo. Il perché è ridotta è
è molto semplice, ci sono nuove regole all'interno dell'Europa che condizionano la manovra stessa, quindi è per la prima volta una manovra condizionata da vincoli esterni. E questi vincoli esterni non dobbiamo, e quando parliamo di vincoli esterni non dobbiamo sottovalutare la situazione geopolitica che il nostro paese all'interno del più ampio scenario europeo sta vivendo. Guardate, io seguo previdenza, recentemente c'è stata a Valencia un incontro dei previdenzialisti d'Europa. Massimiliano conosce molto bene questi temi perché viene dal settore bancario. Il problema era fondamentale, il problema della volatilità dei mercati e le difficoltà che in tutta Europa, anche rispetto alle risorse dei TFR investiti dai nostri fondi pensione, faticano per riportare a casa, diciamo così, dei dividendi adeguati alle aspettative di chi comunque partecipa all'esperienza della previdenza complementare. E allora sono stati portati all'interno di questa riflessione tutti i più importanti studiosi di geopolitica europea del momento, e tutti dicevano: o mettiamo in sicurezza il fronte est, o sarà molto più complesso riuscire anche negli stati nazionali a mettere in campo delle politiche espansive pari a quelle che il sistema, diciamo così, politico, istituzionale, sociale di qualsiasi Stato si aspetta e di cui avrebbe bisogno. Ecco che allora per far recuperare agli Stati e all'Europa maggiori spazi di competitività, per farla ritornare rispetto alla crescita e allo sviluppo protagonista, è importante non perdere di vista all'interno della valutazione che andremo a fare anche stasera questo scenario che apparentemente è lontano da noi, però condiziona molto il bilancio dello Stato. Io ricordo un giorno che andai con Sbarra per la prima seduta del bilancio dello Stato di qualche anno fa. Il bilancio era di un certo tipo, uscimmo soddisfatti, poi da lì a 3 giorni ci fu l'attacco di Hamas ad Israele, ci riconvocarono e il bilancio era completamente diverso perché aumentavano gli impegni del nostro paese negli scenari internazionali. Ecco che allora fa bene Daniela, fa bene l'organizzazione ad aver approvato anche un documento che tiene conto di questi aspetti e che proprio perché la situazione è estremamente complicata richiama tutti a un senso di responsabilità importante e possibilmente a trovare uno strumento che nel farci riconoscere a tutti la nostra parzialità ci coinvolge tutti a costruire un incastro fra pezzi dove una certa visione dell'Europa e del nostro paese in questa visione traspare, quello che quotidianamente la nostra segretaria generale e il vostro segretario generale Massimiliano Paglini trasferiscono in termini di sensibilità, che è questa proprio la sensibilità di questo patto sociale, che altro non è che un grande puzzle fra pezzi di questo paese che vogliono accompagnare questa stagione che ha degli elementi di complicazione che da decenni e decenni non si palesavano nello scenario, diciamo così, attuale, provando a fare ciò che viene scaricato dentro le finanziarie all'Unione Europea. Draghi l'altro giorno, in un'apertura importante di un anno accademico di un'università dalle vostre parti, dice: è impensabile che noi ci occupiamo dell'energia tramite la legge di bilancio o le leggi di bilancio, perché qua serve una riforma organica dei mercati energetici e del digitale, manca una condivisione sul mercato dei capitali, manca una strategia industriale comune. Ne abbiamo noi da finanziarie
Industrie 4.0 piuttosto che 5.0, mancano regole fiscali condivise, mancano strumenti di mutualizzazione del debito pubblico per accompagnare la fase di transizione. La transizione la puoi affidare al singolo paese, soprattutto manca la volontà di mettere a correre a livello comunitario delle risorse per affrancare i bilanci nazionali rispetto a queste incombenze. E queste sono incombenze importanti, perché se voi andate, ora ci andiamo a vedere la manovra, ciascuno si sta pagando quota parte di queste incombenze che hanno un peso notevole, che dovrebbero essere invece oggetto, come è stato per la pandemia, di una strategia comune di investimento macro. Sulla manovra, quindi, ripeto, non è possibile valutarla senza tener conto di questi vincoli esterni. E poi va collocata all'interno, ovviamente, della situazione economica generale del nostro paese. E qua non ci dobbiamo mai dimenticare che il paese naviga in uno scenario, cioè naviga in un mare periglioso, per fare un esempio, tra due grossi scogli pieni molto aguzzi, e uno è il ritorno alle nuove regole fiscali europee. Noi diciamo il ritorno al vecchio patto di stabilità. Non è esattamente, non è propriamente così, ma utilizziamo questo termine per farci capire. Perché dico questo? Perché le nuove regole fiscali europee ci sembra che superino il rigore del vecchio patto di stabilità, per essere chiari. E l'altro scoglio periglioso è la procedura di infrazione per deficit eccessivo ancora in atto. Si spera di compensarla, di recuperarla. Il ministro Giorgetti, all'incontro che noi abbiamo fatto a Palazzo Chigi, si spera di essere all'interno di quanto pattuito con la Commissione europea già nella stagione primaverile. Vero è che dobbiamo tener conto che se l'economia andasse meglio del previsto, e noi ce lo auguriamo, perché comunque sia il rigore di questa manovra noi per certi versi l'abbiamo anche sposato, deve essere chiaro che le entrate extra non potranno più essere spese liberamente, ma dovranno essere prioritariamente utilizzate per ridurre il deficit e il debito. L'eventualità di risorse, diciamo così, fresche, noi le potremmo avere nella misura in cui sul lato delle entrate del bilancio funzionasse ancora meglio di come sta funzionando, perché male non sta funzionando. Io sono in continuo contatto con il ministro Leo, il contrasto all'evasione, o come stanno funzionando sta funzionando il sistema delle imposte, il fisco. Lì puoi aprire degli spazi di maggiore spesa. Questo cambiamento tecnico, apparentemente tecnico, ha in realtà un impatto molto politico, perché avete appena capito che i margini di manovra sono ridotti per questo motivo, nel senso che mai come oggi noi stiamo capendo che si è chiusa la stagione delle vecchie finanziarie espansive, per lo più in deficit, e siamo entrati in una nuova stagione. Per capire questo bisogna leggere il documento programmatico di bilancio, dove c'è un aspetto che noi abbiamo condiviso anche in sede di audizione: la volontà del Paese di rispettare rigorosamente questi vincoli. Ecco che ci restituisce per il momento dei margini stretti, 0,8 del PIL nel triennio 26-28, ai quali poi si sommerebbero delle poste aggiuntive canalizzate dal cosiddetto prelievo di solidarietà su realtà ad alto profitto. E voi vedrete e avrete letto che noi, quando si parla di realtà ad alto profitto,
non identificavamo solo il sistema bancario delle assicurazioni, ma abbiamo sempre identificato un mondo ben più ampio, il digitale, la logistica, la finanza speculativa, tutti ambiti che si sono avvantaggiati della crisi per poter fare profitti importanti. Quindi una cubatura poco meno dei 19 miliardi, 18,7, la più piccola manovra dal 2014, una manovra leggera rispetto e di portata limitata, l'abbiamo detto sempre, non si può dire che non l'abbiamo detto, siamo a margine di uno sciopero di un'altra organizzazione rispetto ai bisogni del Paese. Molto del finanziamento di questa manovra è finanziata attraverso la ricomposizione di entrate esistenti che la stampa chiama tagli, però spesso è anche spesa improduttiva, non sono tagli, sono spese che si potevano. Se noi centrassimo l'obiettivo di ridurre il deficit sotto il 3% già nel 2025, ovviamente lo scenario cambierebbe e già dalla prossima primavera non è neanche da escludere che ci possa essere un assestamento di bilancio. È stato un po', diciamo così, in qualche modo palesata questa ipotesi. Non l'abbiamo mai messa nelle circolari perché comunque sia è una sorta di pagherò, e perché siamo anche consapevoli del fatto che centrare in primavera e fare l'assestamento, stiamo facendo un assestamento preelettorale e come tale ce ne guardiamo bene, cioè queste sono scelte della politica. Ecco quindi che questo è un po' lo scenario importante che noi non dobbiamo assolutamente dimenticare, perché altrimenti tutto ciò ci porterebbe fuori strada. E non è un caso che le società di rating sulla sostenibilità del debito ci hanno assegnato diciamo così, hanno in qualche modo premiato questo percorso che è stato fatto, perché avrete notato che da un po' di tempo non si sta parlando più di spread, anzi lo spread è in diminuzione, quindi quando è in diminuzione non se ne parla proprio, erroneamente a mio modo di parlare, e quindi si sta generando un contenimento in prospettiva del costo del debito, per cui siamo in uno scenario, diciamo così, sotto il profilo dell'andamento della finanza pubblica, che una valutazione in positivo la devi fare. Però se entri nella manovra nel dettaglio devi anche entrare rispetto a come questi 18 miliardi e 7 si stanno suddividendo. Vi faccio notare che sotto il governo Draghi, poco prima delle vacanze, chiedo scusa ma c'ho un raffreddore che non vi dico, poco prima delle vacanze estive, poi subito dopo è caduto in autunno il governo, Draghi ci convocò dicendoci che era molto soddisfatto perché potevamo fare un decreto che era l'aiuti quater, che valeva 14 miliardi e 7, quindi noi veniamo da una fase in cui singoli decreti hanno pesato, però legati ovviamente allo scenario del Covid, legati comunque a delle condizioni completamente differenti. Allora, adesso è importante nella riflessione che andremo a fare come vengono suddivisi 18 miliardi e 7 e che valutazione diamo alle singole scelte del governo, non della CISL, sia chiaro, rispetto a questa suddivisione della torta. E allora è importante fare, come mi chiede Massimiliano, un esame un po' esegetico della manovra, rispetto ovviamente ai capitoli di interesse sindacale. Voi avrete capito che noi abbiamo fatto una cosa molto importante nella fase prodromica, vale a dire dei 18,7, 4 miliardi e 9 li abbiamo veicolati verso tutta l'estate, tutto il mese d'agosto ci ha lavorato Daniela insieme alla segreteria verso il capitolo fiscale, verso la quota, diciamo così, di contribuenti
rappresentata dall'organizzazione, 1,6 miliardi è andato agli aiuti alle famiglie, 2,4 miliardi su nostra spinta. A Palazzo Chigi il capo di gabinetto del ministro, perché non c'era il giorno, era fuori, mandava a noi i messaggini e così Valvitara sull'istruzione dicendo dateci una mano, nel senso che poi ci chiedevano di aiutarli nel negoziato che anche i ministeri avrebbero dovuto fare rispetto ad alcune voci di spesa importantissime, sanità, istruzione, ricerca e università, con il MEF. Allora, se voi andate a vedere l'articolato, alcune nostre sensibilità ci sono. Ad esempio, se andiamo all'articolo 4 e andiamo a vedere il tema della tassazione, però hanno anche un po' giostrato i nostri governanti, perché se voi andate a vedere l'articolo 4, quella è un articolo molto importante, perché è un articolo tutto caratterizzato sul tema dei rinnovi contrattuali e sulla detassazione dei rinnovi contrattuali e della produttività aziendale. E lì c'è del bene, c'è del buono e c'è del meno buono, perché ad esempio se per un verso è importante che ci sia stata una norma al comma 1 che introduce la tassazione agevolata sugli aumenti retributivi derivati dai rinnovi contrattuali sottoscritti nel 25-26, poi capite bene che c'è qualcosa che non va e che troverete nei documenti, perché per un verso è importante aver aperto questo varco che era oggetto anche di piattaforme del passato, per altro verso è stato aperto in maniera grossolana perché premia sia la contrattazione di qualità che la contrattazione in dumping. E qui abbiamo ad esempio presentato un emendamento che, nel tenere vivo questa sensibilità a favore della detassazione degli aumenti contrattuali, individui anche quali aumenti contrattuali meritano di essere detassati, quelli sottoscritti dalle associazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative, e poi cercando di limare alcuni elementi di iniquità che questo articolo ha, in quanto non favorisce tutti i lavoratori, ma solo quelli che hanno avuto la fortuna di avere un contratto rinnovato. E voi sapete che per altro verso c'è necessità di rinnovarne diversi di contratti. Quindi c'è un tema che ci ha fatto riflettere, sul quale noi abbiamo rilanciato sul tavolo la nostra sensibilità. E poi, essendo questa la finanziaria 26 ed essendo prevista una norma che riguarda il 25-26, o fai una compensazione fiscale in sede di denuncia dei redditi e mi recuperi quello che ho già pagato sul 25, o altrimenti mi stai defiscalizzando solo il 26. Quindi è un articolo che mi dà la possibilità di avere un beneficio, però poi quando io vado a riscuoterlo, questo beneficio ne riesco a riscuotere una parte, e poi mi esclude i dipendenti pubblici che stanno rinnovando i contratti. Quindi questo è un aspetto che noi riteniamo sia un'incongruenza. Se voi andate al comma 2 e 3, invece è quello che noi abbiamo chiesto da tempo, e quindi ce lo siamo conquistati sul campo, perché rafforza la detassazione del secondo livello contrattuale, quindi abbassa l'imposta sostitutiva per il 26-27 e innalza il limite massimo a 5.000 euro annui. Questo è un aspetto molto positivo, perché soprattutto esalta il secondo livello negoziale su cui noi abbiamo sempre insistito si dovesse lavorare maggiormente per palestrarlo. E quindi c'è questo tema che noi riteniamo sia positivo. Lì abbiamo fatto anche un emendamento, nel quale emendamento abbiamo chiesto che tra i parametri dei premi di risultato la premialità
vada anche connessa, ad esempio, con la partecipazione organizzativa dei lavoratori e che ci fosse anche sulla premialità un rimando alla sostenibilità ambientale, anche perché comunque sia questo tema delle transizioni o lo affrontiamo con intelligenza o continuiamo a rimandare questo tema, che è un tema che necessita anche per parte sindacale di essere affrontato. Massimiliano ha detto che se per un verso noi sul comma 2 e 3 facciamo un emendamento per investire maggiormente su questa apertura che la 76-25 ha dato sulla partecipazione, l'elemento di forte criticità è che la partecipazione non sia finanziata da questa manovra di bilancio, e quindi questo mancato di finanziamento ci ha visto esprimere una forte criticità sia in sede di audizione che nei confronti con più o meno tutti i gruppi parlamentari. Importante invece al comma 5 di questo articolo sulla contrattazione l'introduzione della tassazione agevolata per le maggiorazioni e delle indennità da lavoro scomodo, quindi il notturno, il festivo e su turni. Perché è importante? Perché innanzitutto riconosce la gravosità di particolari condizioni di lavoro e poi perché sta roba l'abbiamo portata noi al tavolo. Anzi, vi posso dire che un sabato notte, intorno alle 23, mi è arrivata da un 06 numero piccolo, quindi un ministero, io ero a casa mia in Sardegna, una telefonata da parte del ragioniere generale dello Stato che ci diceva: spiegatecelo meglio questo concetto che la Fumarola ha espresso a Palazzo Chigi, perché vi vorremmo dare un'apertura, perché comunque una sensibilità importante e c'è. Certo, qui dovremmo, e qui abbiamo fatto un altro emendamento, innalzare il limite di reddito previsto a 40.000 per l'accesso alla tassazione agevolata dell'indennità e delle maggiorazioni, e poi ci serve estendere la platea dei beneficiari. Però il principio c'è ed è un principio che è stato negoziato dalla nostra organizzazione. C'è poi l'articolo 5, anche questa è una sensibilità che è stata trasferita dal nostro Dipartimento del Mercato del Lavoro, era quella della defiscalizzazione dei buoni pasto elettronici, ed è un articolo che noi abbiamo valorizzato anche nel confronto con le lavoratrici e dei lavoratori. L'articolo 8 ugualmente l'abbiamo valorizzato perché ci sono delle misure che riguardano agevolazioni al settore turistico alberghiero e termale, ed era anche una richiesta della nostra Federazione dei Servizi della Fisascat, per cui quello è un aspetto che abbiamo ugualmente valorizzato. Dobbiamo dire la verità che in sede di negoziato noi sul versante contrattazione e welfare abbiamo proposto anche, e lo trovate in arancione, una tassazione agevolata sui fringe benefit da rendere strutturale, non misura da finanziaria a finanziaria da rinnovare, e poi l'introduzione di un incentivo pubblico per le aziende che contrattano maggiori e più potenti misure di conciliazione vita-lavoro. E poi dalla contrattazione passiamo agli articoli sul lavoro. Gli articoli sul lavoro sono gli articoli che riguardano normalmente gli incentivi alle assunzioni delle leggi finanziarie, e lì abbiamo il 37 che è una misura che riguarda le assunzioni a tempo indeterminato. Ecco, noi sulle assunzioni a tempo indeterminato, ovviamente sul lavoro di qualità stiamo insistendo, però riteniamo stavolta che debba iniziarsi una svolta, nel senso che i sostegni, piuttosto che a pioggia sulle assunzioni, vanno finalizzati premiando quelle aziende che assumono, ad esempio, NEET fino a 35 anni, che fanno formazione, che riportando l'esonero contributivo possibilmente alle 3 forme di apprendistato
nell'ambito di un progetto da condividere con noi di rilancio di questo contratto, soprattutto il duale. E poi di rafforzare la premialità, ripeto, su quelle aziende che sulla conciliazione vita-lavoro investono di più, possibilmente negoziando con le organizzazioni sindacali aziendali di federazione le predette misure. Su questo articolo c'è anche una sensibilità sull'occupazione femminile e una finanziaria che questo tratto se lo porta appresso, ma noi riteniamo che le misure debbano essere maggiormente centrate proprio sul versante negoziale e che debbano insistere su una diversa organizzazione del lavoro per potenziare i servizi. Poi c'è tutto il tema delle lavoratrici madri. Voi sapete che l'articolo 48 aumenta rispetto all'anno scorso da 40 a 60 euro il contributo in busta paga per il 2026. Cosa dice la CIR? Ovviamente sono lavoratrici madri di 2 figli con redditi fino a 40.000 euro. Questa è stata una nostra richiesta, però non era esattamente così la nostra richiesta. Noi difatti con emendamento abbiamo chiesto che andasse migliorata sull'importo, più di 40 euro quindi, ed estendendo la misura alle lavoratrici domestiche che vengono normalmente cassate da questo tipo di misura. Importante l'articolo 48 sulla trasformazione dei contratti e sull'incentivazione a trasformare i contratti verso un lavoro più strutturato, più palestrato, di qualità. Importante, però lì c'è un passaggio sul part-time rispetto al quale siamo stati critici, perché riteniamo che una sua incentivazione, nell'articolo 49 c'è una sua incentivazione, si incentivi il lavoro povero e soprattutto si possa segregare il lavoro femminile all'interno del part-time. Quindi lì abbiamo espresso qualche valutazione, diciamo così, prudenziale. Abbiamo detto sì, va bene il sistema di incentivi per la trasformazione dei contratti, però su alcune sensibilità vi accendiamo alcuni alert. Importantissimo l'articolo 40, perché rifinanziare tutti gli ammortizzatori sociali, ma non con 2 soldi, 402 milioni per dare risposta alle crisi industriali. Però lì manca la proroga della CIG nelle aziende fino a 15 dipendenti. E lì abbiamo fatto un emendamento come Confederazione. Poi è positivo il fatto che siano prorogate le convenzioni, ce l'aveva chiesto la FELS ad insistere per l'utilizzo degli LSU. Chiediamo noi in contemporanea con emendamento di contemperare una proroga che consenta alle amministrazioni pubbliche anche percorsi di stabilizzazione in deroga. Sul fisco sapete che c'è una misura fortemente voluta da noi, la riduzione della seconda aliquota. Era una nostra richiesta, ci abbiamo passato l'estate col ministro Leo a messaggiare perché si vuole dare una risposta al ceto medio. Questo è un lavoro in progress. Dal primo cuneo fiscale / contributivo negoziato con l'allora ministro Gualtieri, oggi sindaco di Roma, oggi c'è un crescendo di un alleggerimento del fisco e quindi va visto all'interno di uno scenario più complessivo. È naturale che la nostra proposta tendeva a raggiungere i 60.000 euro e tendeva a ridurre ulteriormente la seconda aliquota, quindi rivedendo gli scaglioni, aumentando le detrazioni del lavoratore dipendente, e poi ci siamo ritrovati questa asticella 200.000 euro, mentre in un emendamento che abbiamo proposto abbiamo chiesto che questo beneficio rimanga un po' più contenuto
sotto i 200.000, tanto che abbiamo fatto un emendamento bandiera che teneva dentro i 65, riportava a 65.000 euro l'asticella che ora la finanziaria fissa a 200.000. Vi sto dando notizie che non ci sono nei volantini, Cioè, tutto, a me Massimiliano mi ha cercato, mi ha detto vota il sacco. Bene l'articolo 7 sulla disciplina sulle locazioni brevi, che ci chiedeva ovviamente il SICET, anche perché se noi incentiviamo gli affitti brevi c'è un disincentivo del contratto a favore di affitti a lungo termine, generalmente più vantaggiosi per gli inquilini, le coppie, quindi lì c'è un tema su cui avete visto si è anche acceso il dibattito all'interno della maggioranza stessa. C'è il tema dell'incremento dell'aliquota IRAP per gli enti creditizi e le imprese di assicurazione. Noi il contributo di solidarietà o gli incrementi di aliquota li abbiamo sempre valutati con grano salis. Perché dico questo? Ma non perché Massimiliano è un bancario, perché la preoccupazione è sempre quella che poi questo incremento di imposizione venga traslato sul consumatore finale attraverso l'aumento dei costi di servizio. Quindi quando si fanno accordi di questo genere bisogna contemplare, un po' come sul fisco, che nel momento in cui io riduco l'IRPEF al ceto medio, poi devo avere la garanzia dalla conferenza Stato-Regioni che quella riduzione di tassa non venga recuperata sul fisco locale, perché altrimenti diventa un gatto che si morde la coda. Ovviamente siamo stati categorici, durissimi, direi violenti sulla rottamazione sulla quinta rottamazione delle cartelle. Lì siamo stati durissimi, anche quando siamo andati ad incontrare pressoché tutto il gruppo in Senato dei Fratelli d'Italia con Daniela. Daniela è stata molto energica, direi veemente su sta partita della fedeltà fiscale dei contribuenti che noi rappresentiamo e sul fatto che la definizione agevolata delle cartelle ingenera comunque stemperamento della fedeltà fiscale da parte dei cittadini, in un momento in cui la stessa Unione ti dice se te li recuperi di là te li puoi utilizzare per fare un po' di sviluppo e per potenziare la crescita. Difatti, se voi vedete c'è un articolo 117 sulle aliquote dell'addizionale regionale dell'IRPEF, noi abbiamo detto, oh signori, che non si generino disallineamenti tra scaglioni dell'IRPEF statale e addizionale regionale, perché altrimenti il sistema che ha necessità di essere stemperato nella compliance, come si dice oggi, noi rischiamo di non semplificarlo. C'è una misura poi di una gravità inaudita in questa finanziaria che è l'articolo 129, è l'ultimo articolo, norme transitorie e finali, dove c'è un taglio di 21.600.000 euro a carico dei CAF, che è una cosa pesantissima su cui abbiamo espresso, questo è un furto con discrezza, un furto senza passamontagna. E abbiamo spiegato a tutti i gruppi parlamentari e in sede scientificamente che la dichiarazione precompilata non è la dichiarazione che porta tutti sti quattrini facili all'erario, in quanto noi abbiamo fra tutti i CAF 3 milioni di precompilati e 17 milioni di 730/740. Capite bene che fare un'operazione di questa natura può risultare dannosa per lo Stato. Quindi su questa partita siamo andati a spiegare un po' meglio le ragioni di questa nostra posizione, che non è una difesa corporativa nei confronti dei CAF, ma è una difesa
nei confronti dell'erario che utilizza i CAF per implementare, per formare la riscossione. Sulla previdenza siamo andati oggettivamente male, anche se abbiamo portato a casa l'articolo 39, l'APE sociale, che non c'era nella prima stesura che circolava in bozza, ma non è ancora strutturale come noi chiediamo, e se voi andate a vedere i bilanci sociali degli INPS e dei vari INPS territoriali e regionali, questa è una misura agita dalle imprese a favore delle lavoratrici e dei lavoratori. C'è un incremento delle pensioni bassissime di 20 euro mensili, è troppo basso, bisognava prevedere, gliel'abbiamo detto, misure più incisive per sostenere i trattamenti pensionistici, per rafforzare il potere d'acquisto delle pensioni. Tra l'altro per il 17 ci ha convocato sui prezzi, lo dico a tutti, ma lo dico in particolare agli amici pensionati dell'FNP, c'ha Mister Prezzi sui pezzi del carrello della spesa, ci ha convocato per fare una riflessione su questo tema. Non abbiamo condiviso favorevolmente l'articolo 42 che ha aumentato i requisiti pensionistici di 3 mesi per le forze di polizia, vigili del fuoco, agenti di polizia penitenziaria, e siamo stati critici, ci avete letto tante volte, sull'aumento della speranza di vita che va a posticipare il pensionamento. Ma guardate, questa è una misura che costa un sacco di soldi. Un mese di implementazione della speranza di vita vale 1 miliardo, per intenderci. Quindi 3 mesi valgono 3 miliardi, per cui il negoziato è stato complicato, è stato completamente sterilizzato, non era così, per gli usuranti gravosi e i precoci, ma per noi non è sufficiente. Non è di 3 mesi, ma è solo di 1 mese per gli altri. Per noi non va proprio bene il concetto che introdusse la Fornero di speranza di vita, perché è vero che la speranza di vita aumenta, però è altrettanto vero che vivere stando male comporta anche dei costi importanti, e noi sappiamo che proprio perché siamo, diciamo così, i fautori della legge sulla non autosufficienza, che la speranza di vita aumenta, però non aumenta in salute la speranza di vita. Per cui questi 2 parametri andrebbero contemperati. Noi chiediamo la piena, che già nella prima piattaforma sulla previdenza lo chiedevamo. Poi manca la misura dell'opzione donna, che così com'era non andava bene, ma il fatto che scompagna anche il concetto dell'opzione donna non va assolutamente bene, perché se voi andate a vedere chi sono le vere vittime del sistema previdenziale post-Fornero, sono proprio le donne in tutti i territori, anche nei territori locomotiva del paese, per intenderci. Ecco che allora questa cosa va assolutamente male. C'è un articolo importante, il 45, che favorisce gli investimenti in economia reale dei fondi pensione, che anche questa è una materia che ci avete sentito dire tante volte ed è presente. Manca il silenzio assenso e quegli strumenti, tutta quella strumentazione anche di carattere fiscale, la leva fiscale che deve incentivare l'adesione delle lavoratrici e dei lavoratori. Sul pubblico impiego siamo andati discretamente. L'articolo 44 riduce i tempi di liquidazione del TFR, ma si può fare di più. L'articolo 58 finalmente detassa e armonizza il trattamento accessorio dei pubblici, seppur ancora con limiti forti presenti, però è una risposta a richieste delle nostre federazioni pubbliche e della Confederazione che avanzavamo da tempo.
Certo, questi aspetti li abbiamo presentato con la FP un emendamento e con la scuola dove qualora ci fossero, ma nella scuola non ce li abbiamo, però ad esempio l'università e nella ricerca sì, turni notturni, dobbiamo contemperare e festivi e lavoro in turni, dobbiamo contemperare anche questo aspetto nel principio della detassazione. Quindi bene. Importantissimo l'articolo 69 delle indennità del personale del Servizio Sanitario Nazionale. Qua vengono recepite tutte le nostre richieste in tema di rafforzamento delle risorse economiche destinate alla valorizzazione del personale. Si poteva fare di più, però qua c'è l'indennità di specificità per la dirigenza sanitaria non medica, per la dirigenza delle professioni sanitarie, però qua manca la medicina convenzionale, gli specialisti ambulatoriali e poi mancano i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta. Qui abbiamo fatto un emendamento sull'articolo 70 e l'articolo sulle assunzioni del personale sanitario, un articolo positivo, dà la possibilità alle regioni di un ulteriore incremento delle facoltà assunzionali, elimina i vincoli precedentemente introdotti. Questo è un articolo che però ci ha visto fare una proposta di incremento della somma prevista a disposizione. E poi, siccome rimanda un decreto del Ministero della Salute e del MEF finalizzato a questi incrementi delle facoltà assunzionali, abbiamo chiesto che venga inserita la dicitura sentite le organizzazioni sindacali, perché sono temi di pregnanza sindacale che ci devono vedere. Poi abbiamo un articolo sulla valorizzazione dei dipendenti del servizio sanitario nei pronto soccorso, importantissimo, non ci vuole andare nessuno nei pronto soccorso, c'è questo tema anche delle aggressioni, però va scritto meglio, perché pronto soccorso potrebbe non significare anche il personale assegnato ai dipartimenti di emergenza urgenza 118, che per noi sono da ricomprendere. E qui abbiamo posto un quesito al legislatore affinché, se non fosse contemperato, va recuperata questa sensibilità. L'articolo 120 è importantissimo. Io sto facendo un sacco di riunioni dove trovo sindaci, dice finalmente anche per gli enti locali ci sono stanziamenti dal 27 per il 20, cioè ci sono degli stanziamenti per il 27 di 100 milioni annui a decorrere, 50 per il 27, 100 per il 28, anzi, per rafforzare la contrattazione di secondo livello. È la prima volta, ve lo dico da responsabile del pubblico impiego, io vengo da quel mondo, che vengono messe a disposizione gli enti locali delle risorse dal bilancio dello Stato per fare la contrattazione di secondo livello. Chi l'ha voluta sta roba? L'abbiamo voluta noi, l'ha voluta la FP, l'ha voluta la Confederazione, però è una misura che ancora un po' manca, perché l'hanno fatta male, cioè hanno raccolto. Perché? Perché non hanno messo le regioni, le province, i consorzi di bonifica, le unioni comuni, eccetera. Quindi voi rischiate di ritrovarvi con aver risolto il problema del comune e però che vi tirano la giacca e voi la tirate a noi sul fatto che l'articolo 120 si poteva scrivere un po' meglio, e difatti abbiamo fatto l'emendamento sul 120. Sugli enti territoriali ci sono delle misure importanti e condivisibili, quindi l'ampliamento degli spazi finanziari e poi delle misure che migliorano la finanza degli enti locali. Il 122 è importante perché non riguarda solo il Sud, un po' tutto il paese, a enti locali in difficoltà, e consente anticipazione di liquidità a questi enti locali, perché per garantire i servizi di prossimità, ovviamente. Non è un caso che attaccato a questo c'è un articolo sui LEP, è un articolo importantissimo perché
il tema dei LEP, voi sapete che è una condizione essenziale per conseguire l'obiettivo dell'autonomia differenziata, su cui noi non siamo stati mai schizzinosi, però nel momento in cui tu non hai definito il LEP creeresti dei problemi e delle disparità. E quindi il fatto che la finanziaria si ponga il problema di conseguire questo obiettivo per realizzare poi un sistema di welfare equo e inclusivo è molto importante. Ci sono delle misure che erano sollecitate dal nostro Dipartimento Industria in materia e anche terziario di recupero del patrimonio edilizio. Avete visto la riproposizione per il 26 del 50% o del 36% di sgravio sulle ristrutturazioni di prima o seconda casa, importante, molto importante. C'è il tema delle maggiorazioni delle maggiorazioni economiche per l'ammodernamento delle aziende, gli investimenti in beni strumentali. Noi l'abbiamo valutato molto positivamente perché stiamo ritornando all'approccio originario dell'industria 4.0 che avevamo sposato. E poi anche molto condivisibile perché ci sono 4 miliardi che vengono messi a correre. Non si può parlare di intelligenza artificiale e di innovazione se l'innovazione e l'intelligenza artificiale noi non la sosteniamo attraverso risorse da mettere a disposizione delle aziende che debbono, diciamo così, innovarsi. E c'è anche un tema importante perché l'articolo 97 ripropone quanto dell'articolo 94 sulle piccole e medie imprese e quindi è molto importante. Le risorse sulle piccole e medie imprese secondo noi però non sono sufficienti e comunque ripetiamo, quando diamo risorse alle imprese, per un verso devi innovare, per altro verso li devi formare i lavoratori a star dentro quel processo innovativo. Quindi riteniamo che debba essere chiarito il tema della formazione dei lavoratori nel momento in cui tu finanzi l'impresa innovativa, perché altrimenti ti crei dentro casa un problema di non poco conto. Quindi le nuove tecnologie richiedono nuove competenze e bisogna innovare le competenze di quelli che stanno dentro, oltre che per formare quelli che stanno fuori. Ci sono misure al 103 sull'innovazione delle imprese e vanno bene, e poi veniamo alle politiche sociali. C'è all'articolo 3 la carta dedicata a te, c'è una nuova dotazione di 500 milioni per ciascuno degli anni 26 e 27. Noi non riteniamo che la carta sia lo strumento ottimale, soprattutto per sostenere la lotta alla povertà, nel senso che è destinata a una platea molto ampia rispetto a quella in condizione di effettivo bisogno, essendo la soglia ISEE di accesso a 15.000 euro, ben superiore a quella di 10.140 fissata per l'assegno di inclusione. E qui abbiamo trasferito delle sensibilità sociali molto importanti che troverete sia nell'audizione, sia nelle riflessioni dipartimentali, sia negli emendamenti, nella materia degli emendamenti. Positiva l'eliminazione e la sospensione del beneficio dell'assegno di inclusione in presenza di rinnovo, importanti modifiche in materia sul tema della famiglia, sulla materia della famiglia, tendenzialmente positiva quella della franchigia per la prima casa prevista dal calcolo ISEE. Poi però quando ce la stiamo studiata bene abbiamo rilevato alcune criticità, perché la scelta di valutare la prima casa solo se di proprietà, non intervenendo con un aumento della detrazione a favore di coloro che sono in affitto, noi riteniamo che determini una distorsione e anche qui abbiamo
fatto un emendamento. Poi c'è tutto il rafforzamento della disciplina in materia di congedi parentali, di congedo di malattia per i figli minori, e va bene. Non c'è nulla piuttosto sui padri, rimaniamo ai simbolici 10 giorni che sono insufficienti. Comunque qua bisogna continuare, anche questo come per il fisco è un percorso che abbiamo avviato qualche anno fa e che a casa nostra vede il Dipartimento accompagnare anche nei confronti, diciamo così, non ufficiali queste sensibilità all'interno delle dinamiche ministeriali. Sulle prestazioni sociali, livelli essenziali, articolo 125 e 26, è condivisibile la valorizzazione degli stessi perché ci sono molti gap su questa materia, vengono positivamente incrementate le risorse, c'è un elemento di criticità perché sul tema del sociale, in particolare dei LEPS, non c'è mai un rimando al confronto con le parti sociali. E lì sui temi LEP-LEPS abbiamo trasferito questa esigenza, l'abbiamo posta. C'è il tema all'articolo 127, stiamo parlando di istruzione, di sostegno e assistenza per gli alunni e studenti con disabilità, che anche la nostra federazione ci sollecitava ed è importante ai fini del diritto di inclusione. Sull'istruzione c'è di positivo l'incremento del finanziamento delle borse di studio universitarie e la previsione di un monitoraggio per la verifica dei livelli essenziali. Articolo 53, parliamo di disabilità, c'è un sostegno maggiore per il caregiver. Avrete letto tante volte l'esigenza che noi abbiamo posto, anche qua si potrebbe scrivere meglio perché gli uffici ci fanno notare che, per come è scritto, si penserebbe che i riferimenti sono solo i caregiver di persone con disabilità e per noi sarebbe, non andrebbe bene perché noi insistiamo anche molto sui caregiver degli anziani non autosufficienti. Va bene? C'è poi all'articolo 129 tutto un tema sulla razionalizzazione della spesa sui permessi per disabilità, congedi straordinari e congedi parentali. Qua bisogna stare, cioè va accolta con positività il fatto che i permessi e l'utilizzo dei permessi vanno portati avanti in modo trasparente e monitorabile. Perché ve lo dico? Perché ogni volta che noi ci sediamo al tavolo dei contratti pubblici c'è qualcuno di parte datoriale che vuole eliminare il 104, dice ma perché si usa male? Stiamo attenti. Allora creiamo degli strumenti di monitoraggio, ma non buttiamo il bambino con l'acqua sporca, perché il rischio sarebbe molto, molto grosso. Quindi sia il monitoraggio, benissimo il rifinanziamento di 2 miliardi e 4 del Fondo Sanitario Nazionale, che poi va avanti anche oltre il 27, benissimo il finanziamento destinato all'aggiornamento delle tariffe che vi tirano la giacca, dice DGR, sono basse le tariffe, è vero, però chi ha questi benefici deve aver fatto i contratti. Noi abbiamo fatto, siccome noi abbiamo pezzi di sanità privata che da quasi 10 anni, da 7 anni aspettano il contratto, capite bene che tu vuoi risorse pubbliche, vuoi anche partecipare a un bando, devi essere in ordine, un po' come ti chiedono se sei un'impresa edile, il DURC, e qui devi essere in ordine rispetto al rinnovo dei contratti. Noi non possiamo avere medici, infermieri e OS che hanno un contratto collettivo rinnovato e medici, infermieri e OS che stanno dentro una sanità privata importantissima per farci conseguire l'asticella del livello dei LEA. Però capite bene che non è bene che ci siano lavoratori
cioè non contrattualizzati. Bene l'aumento del fondo delle cure palliative, bene l'incremento delle risorse destinate alla farmaceutica, e quindi questi sono temi. Bene il positivo ulteriore finanziamento con 20 milioni sulla telemedicina, bene il rafforzamento delle misure di monitoraggio tramite gli sistemi di indicatori di performance rispetto alla spesa sanitaria. Non è un problema del Veneto, per intenderci, però c'è questo problema in molte realtà del paese. Quindi questi sono sul tema della giustizia. Avete visto che c'è l'assunzione straordinaria di un bel po' di agenti della penitenziaria, e questo l'abbiamo visto positivamente. Non bene l'allegato 6.5, sono quei pezzi della finanziaria che leggono solo i topi di biblioteca e di via Po 21. Non bene le riduzioni delle dotazioni finanziarie sulle spese per l'immigrazione, l'accoglienza e la garanzia dei diritti dei migranti. Qua c'è una riduzione delle risorse che a nostro avviso non è lungimirante. Sulle infrastrutture c'è un articolo importante, il 99, sulla manutenzione delle strade del sistema idrico, e va assolutamente bene. Ci sono 350 milioni per ridurre i rischi territoriali da calamità e quant'altro, e quindi rafforzamento della protezione civile. C'è un articolo sulle concessioni autostradali, 144, che è sulle nuove gare, dove noi abbiamo chiesto che però debbono gli assegnatari garantire sicurezza, manutenzione e occupazione, non andando a compensare con i soldi pubblici i buchi delle vecchie gestioni. Ci sono 250 milioni importanti sulla rigenerazione urbana, sulle comunità energetiche, sulle imprese sociali, sull'edilizia sostenibile, che erano comunque da sempre parte delle nostre sensibilità confederali e categoriali. Tutti abbiamo detto che con la finanziaria bisogna mettere a correre dei quattrini per finanziare il nuovo contratto per il trasporto pubblico locale. Pena il rischio di ritrovarci ogni venerdì con i trasporti pubblici in alto mare, perché poi sul credito, ve l'ho detto, questa cosa della maggiorazione IREP va bene, però vanno viste con molta attenzione. Bene il fatto che ci siano delle risorse aggiuntive per l'assistenza e il sostegno delle vittime di violenza e il finanziamento ulteriore degli interventi contro la tratta e il traffico di esseri umani. Allora, relativamente a tutto questo ambaradan che vi ho raccontato, noi abbiamo portato ai gruppi 5 emendamenti in materia di contrattazione collettiva, quindi rifinanziamento della 76, inserire tra i parametri ammissibili per i premi di risultato la partecipazione, limitare l'applicazione della tassazione agevolata agli aumenti retributivi derivati dai rinnovi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, estensione della misura della tassazione agevolata a tutti i lavoratori sotto la soglia di reddito individuata indipendentemente dall'anno di rinnovo, superare il criterio di incrementalità nei parametri dei premi di risultato. Questi sono stati 5 emendamenti che abbiamo consegnato ai gruppi. Sul lavoro ne abbiamo consegnato 4, 6, 8. Mantenere l'esonero contributivo totale per le assunzioni nelle ZEFS e poi sostituire l'incentivo indifferenziato con incentivi mirati nelle imprese di tutto il paese. Poi ripristinare l'esonero contributivo totale per le assunzioni con tutte e 3 le forme di apprendistato, quindi potenziamento dell'apprendistato, prorogare per il 26
la norma che consente alle amministrazioni pubbliche di attivare percorsi di stabilizzazione delle VLSU. 4. Potenziare e ampliare il contributo in busta paga per le lavoratrici madri. 5. Eliminare l'incentivo in caso di assunzione a termine di lavoratrici madri. Cioè, se glielo fai a tempo indeterminato c'hai l'incentivo, se non glielo fai a tempo indeterminato non ce l'hai. Poi, altro emendamento, eliminare la norma che restringe il requisito per il diritto alla NASPI in caso di dimissione in 12 mesi precedenti, e poi un altro, eliminare la norma che consente fino al 31/12/26 di individuare con accordo individuale in assenza di accordo collettivo. Noi vogliamo l'accordo collettivo. Poi sul fisco abbiamo chiesto la riduzione, le parole 33 devono essere 32, i 60.000 e l'abbassamento di 200.000 a 65.000 a 55.000. Questo. E poi ripristinare il finanziamento ai CAF. Sulla previdenza abbiamo presentato un emendamento sulla prescrizione dei dipendenti pubblici. Questo è molto importante. I dipendenti pubblici pensano di essere al coperto perché il loro datore di lavoro è lo Stato. Sappiate che la scuola ha delle posizioni contributive sporchissime, e se il dipendente pubblico non se la va a guardare, e non se la va a guardare, se dopo i 5 anni non la può aggiustare quella posizione contributiva. Quindi avrete notato che in tutte le finanziarie c'è qualche brava persona che presenta un emendamento, e quelli siamo sempre noi, perché quello è un emendamento che presentiamo sempre noi. Riproporre l'opzione donna, previdenza complementare, silenzio assenso di 6 mesi, e una tassazione dei rendimenti dei fondi pensione riportata all'aliquota contributiva dell'11% come era nel passato, dall'attuale 20%. Abbiamo presentato altri 2, 4, 6, 8, 9 emendamenti sui temi che vi ho detto della pubblica amministrazione, quindi l'aumento delle tariffe di RG vincolate ai contratti, introdurre il regime di libera professione anche nei lavoratori del comparto, non solo tra i medici, per intendere, anche l'infermiere laureato che possa farlo, ad esempio. Stabilizzare tutto il personale precario degli IRCS. Voi ne avete molti istituti di ricerca in ambito sanitario, quel tema dell'emergenza-urgenza da estendere anche al 118 e non solo al pronto soccorso, la detassazione del trattamento accessorio della PA da riportare, da bilanciare con le regole del privato, il togliere quegli orpelli che allungano il pensionamento delle forze di polizia, migliorare ulteriormente i tempi di erogazione del TFR pubblico, e potenziare ulteriormente il fondo per il salario accessorio nel pubblico. Nei trasporti abbiamo fatto degli emendamenti, un emendamento sul rifinanziamento, come dicevo poc'anzi, del Fondo Nazionale per il TPL, finalizzato al rinnovo contrattuale 24-26. Sull'edilizia abbiamo chiesto che le detrazioni del 50 o del 36 siano rese strutturali. Abbiamo fatto una serie di emendamenti per deprecarizzare un po' tutto il sistema, un po' troppo precarizzato nel pubblico. Abbiamo fatto emendamenti nel settore della ricerca, che ci ha sollecitato proprio sulla stabilizzazione del personale la FSUR. Questo è più o meno il lavoro che è stato fatto, ma guardate, ve l'ho fatta pesante, ma guardate che ho fatto una cernita del lavoro che è stato fatto. Ho fatto una cernita delle misure più importanti, però sono stati mesi dove da Daniela in testa, tutti noi, i nostri amici segretari regionali, eccetera, siamo stati a pancia a terra a cercare di migliorarla, perché se un sindacato non negozia, che fa? Ecco, guardate,
che tipo di considerazione mi sento di fare alla conclusione di questa riflessione che stiamo facendo? Che guardate, ci sta toccando fare quello che abbiamo sempre fatto, come nel passato. Siamo chiamati ancora una volta a fare niente di straordinario, a fare la nostra parte. Io sono qui da 8 anni, ho fatto sempre questa parte qua, quella di stare ai tavoli, quella di rincorrere il politico di turno, quello di dargli in mano l'emendamento, quello di vivere attendato con Daniela, Andrea, Mattia, Sauro e Giorgio in Parlamento, ciascuno con gli emendamenti del suo dipartimento. Quindi la consapevolezza è che anche stavolta ci tocca fare come nel passato le nostre parti. È l'unico modo per esserci, come sempre, in tutte le ragioni, perché poi si sta confrontando il sistema regionale sulle finanziarie regionali, per cui sono delle finanziarie che si intersecano. Quindi esserci in tutto il paese, nelle regioni, nei territori, in ogni periferia, facendo con lo stesso stile negoziale, con lo stesso stile responsabile di sempre. Quindi metterci in gioco, continuiamo a farlo. Come vedete, vi ho raccontato anche il backstage della finanziaria, non solo il front office. Mettersi in gioco, e ci stiamo mettendo in gioco anche quest'anno, con che cosa? Con la forza delle nostre idee e soprattutto con l'orgoglio della nostra identità e con la consapevolezza di rappresentare oltre 4 milioni di iscritti che, anziché diminuire in questa fase, vedrete dal tesseramento, aumentano, proprio in risposta, in parte, anche di una serietà nel affrontare temi di questa pregnanza, che sarebbe molto più facile andare là e sollevare il tavolo. Il problema vero è che questo tema della responsabilità non è un tema di coloro i quali vogliono ammainare l'idea della mobilitazione piuttosto che mettere in cantina le nostre bandiere. Noi siamo in mobilitazione, perché se non fossimo in mobilitazione non ci ritroveremmo sabato mattina a Piazza Santi Apostoli e andremmo a sollecitare attraverso la nostra grossa manifestazione di piazza le ragioni di tutti questi temi che io vi ho raccontato, entrando nel dettaglio ovviamente del singolo particolare, perché me l'ha chiesto Massimiliano e dice: guarda Ignazio, è naturale che non mi devi raccontare il volantino del semaforo, mi devi raccontare l'esperienza che la Confederazione e che il livello nazionale sta vivendo e il dettaglio di ciò che ha realizzato per portare a casa alcuni strumenti e alcuni obiettivi prefissati da ben prima della legge di bilancio e che susseguono leggi di bilancio precedenti e le aspettative rispetto ad uno scenario. E qua dico una cosa che Daniela inequivocabilmente dice sempre, che non può essere quello dell'approvazione della legge di bilancio, ma che deve poter andare oltre. Per cui noi abbiamo degli obiettivi di breve termine, il bilancio, di medio termine, riproporre quello che non portiamo a casa con la legge di bilancio, di lungo termine portare a casa tutta la messa a terra, ad esempio, del PNRR, non perdendo di vista un mestiere fondamentale che dobbiamo continuare a fare, quello di presidiare i tavoli dei rinnovi dei contratti. Grazie al cielo un po' di rinnovi li stiamo portando a casa sia sul pubblico che sul privato, non sempre per merito di tutti, perché sul pubblico c'è chi non l'ha mai firmato il contratto, tanto poi le risorse arrivano e negli enti, anche se uno non è messo alla contrattazione di secondo livello,
agli iscritti loro gli arriva anche il compenso incentivante, il salario accessorio. Però questa è la ragione di una responsabilità rispetto alla quale non ti puoi sottrarre se fai la scelta del sindacato. Anche la UIL, come avete visto, perlomeno sul versante pubblico, ma non solo, perché ha fatto una audizione sulla finanziaria non distante per sensibilità, non è entrata così nel dettaglio. Vi dico una cosa, con tanto orgoglio, una parlamentare che è una professoressa universitaria di economia, che quando ho fatto DEF e NADEF il bilancio negli altri anni, io mi sono sentito come King Kong sull'antenna dell'Empire State Building e lei sul biplano rosso che mi mitragliava durante tutta la cosa. Finita l'audizione di quest'anno, ha preso la parola per prima e dice: io ringrazio la CISL perché quando fa le audizioni entra talmente nel dettaglio da rendere agevolissimo il lavoro dei gruppi parlamentari di minoranza. E sappiate che io farò tutta l'azione, diciamo così, di opposizione utilizzando la loro audizione, perché entra su degli elementi di fino che difficilmente vengono trattati da altre organizzazioni. Non ve la potete andare a vedere perché tanto è registrata pure quella. Questa parlamentare Cecilia Guerra è una parlamentare molto preparata che viene dal vecchio articolo 1 ed è quella che segue normalmente il bilancio perché anche la sua materia di insegnamento a Bologna. E alla fine di questa cosa ha detto proprio questo: vi ringraziamo perché, dice, piuttosto che leggere il volumone utilizzeremo il lavoro che hanno fatto i dipartimenti della CISL anche nella nostra diciamo così esperienza di parlamentari di minoranza. La stessa cosa l'hanno detta alcuni parlamentari di maggioranza. Ora, chi mi conosce sa che non mi piace vantarmi o vantare il lavoro che abbiamo fatto, però la vostra organizzazione è un'organizzazione che su certi temi ha un consolidato che non è di 8 anni, è di decine e di decine di anni, e che quindi quando prende un bilancio lo smonta dalla copertina all'indice, come è stato fatto anche quest'anno. Io avrei anche concluso, Massimiliano, perché l'ho fatta veramente lunga. No, grazie davvero, anche perché questa immagine del bignami della politica, del Parlamento mi piace particolarmente, no, ma anche perché è significativa di quello che deve fare il sindacato. Non bastano gli slogan o dichiarare di volta in volta uno sciopero generale pensando che questo sia sufficiente a difendere, a esercitare il ruolo della rappresentanza e a difendere le persone che rappresentiamo. So che tu hai tempi stretti, quindi anche quella ipotesi di lasciare un po' di spazio. 10 minuti, guarda, sto dicendo all'autista, dammi 10 minuti e dovrei correre un po' per portarmi all'aeroporto. No, ma sei stato, guarda, ti ringrazio davvero a nome anche di tutti i partecipanti per la trasparenza e la chiarezza, perché pure nella complessità degli argomenti e dei temi l'hai proprio messa benissimo, cioè io non potevo pretendere di meglio, ecco, di chiarezza dei contenuti, ma anche del filo conduttore, delle cose che sono state fatte, del lavoro che avete fatto, di quelle che sono state fatte, di quello che mancano. Due questioni le dico perché interpreto un po' il sentiment. Una, ma che è un tema che anche Daniela aveva già evidenziato nelle varie relazioni, negli organismi, la questione della flex tax, il limite a 100.000 euro che per noi è inaccettabile, e la richiesta, ma che sta dentro quel percorso che non si ferma con la manovra finanziaria ma che va oltre, di finanziamento del Fondo Sanitario Nazionale, che deve essere
rapportato al PIL in linea con quelli che sono gli investimenti degli altri paesi europei, anche se bisogna dire che negli ultimi anni gli investimenti nel Fondo Sanitario Nazionale sono cresciuti anziché essere tagliati come in precedenza. Quindi non credo che valga la pena a questo punto, a meno che non ci sia qualcuno che vuole porre un tema, due, così che Ignazio possa possiamo abusare del suo tempo per 5-10 minuti, se no, se non ci sono, per favore fate vedere la manina se lo ritenete, ma io davvero credo che l'esposizione di Ignazio di quest'ora e mezza, per me tra l'altro è volata ascoltandoti, perché talmente sono le tematiche, i dettagli che hai usato, che per me è molto esaustiva, ecco, quindi non vedo mani alzate, quindi è tutto chiaro. Quindi, è talmente chiaro che ci vediamo dopo domani Ma e sì, continueremo. una cosa la voglio dire, io ti devo ringraziare perché questo lavoro non sono tutte le regioni, tutti i segretari regionali che su una materia così complessa e per certi versi anche un po' barbosa, diciamocelo chiaramente, decidono di chiamare la segreteria generale e dice ce lo fai fare un approfondimento. Allora io ti posso dire che per me è una grossa soddisfazione perché siamo dal mese di agosto, da prima quindi del meeting di Rimini, che su questa materia abbiamo iniziato gli abboccamenti, quindi ci sono mesi di lavoro e soprattutto mesi di lavoro molto impegnativo perché pertanto andare oltre il volantone o andare oltre l'audizione per noi è importante perché ci consente anche di valorizzare un lavoro non nostro, non solo, ma di tutto il palazzo, di tutti gli operatori confederali che durante la legge di bilancio diventa veramente un formicaio. Guarda, la cosa più complicata è proprio metterle insieme tutte queste sensibilità, perché veramente se io avessi dato retta a tutto il lavoro che a me è arrivato per la audizione, benché Alessandro Potenza e Daniela, Alessandro ha coordinato ovviamente la macchina, abbiano chiesto contributi brevi, pur nella brevità dei contributi, quando mi sono trovato ad andare a salire in macchina per andare al Senato, perché avevo 44 pagine di roba. Non sapevamo da dove cominciare con Stefano Colotto, che poi è quello che ha lavorato Conosciamo bene. a fare, e ci chiedevamo, ma se ci danno 10 minuti, come facciamo noi a... E qua devo dire la verità che alla fine la maneggiavamo talmente diciamo così, la conoscevamo in ogni più piccolo coso, che alla fine anche gli organi di stampa ci chiamavano e ci richiamavano per dire ma secondo lei il 33 si può, non capito, si era diventati gergali, quindi io ti ringrazio perché questa è un'occasione per noi per poterci raccontare anche rispetto a un bel rapporto che abbiamo con le regioni e con il vostro segretario generale che accompagna questa nuova stagione congressuale questa nuova stagione post congressuale è veramente importante il rapporto. E poi vi ringraziamo perché ci date la possibilità di raccontare un lavoro che altrimenti rimarrebbe all'interno delle mura di Via Po 21. Quindi, ma che posso interromperti, è anche educativo, formativo, perché è la rappresentazione plastica di quello che poi noi nel nostro piccolo dobbiamo fare. Certo. Dobbiamo fare e non si finisce mai di imparare, quindi è anche educativo dal lato del metodo, non solo del merito. No, quindi davvero grazie. Posso dire con un po' di orgoglio pure io che
ho fatto vedere la locandina del webinar all'esecutivo, a un segretario regionale, non dirò mai il nome, che mi ha chiesto il copyright, quindi no, ma per dire che per noi è importante andare a fondo delle questioni, perché non sono questioni semplicistiche o semplici, ma sono questioni complesse, sia di contesto generale che normative, che poi determinano le ricadute sulla carne viva delle persone. Ecco. Certo. Quindi grazie a te davvero, anche pur sapendo dei tempi stretti. Ci vediamo dopodomani. A dopodomani, ce l'abbiamo fatta. Ovviamente poi ci vedremo o anche dopo. Grazie. Ciao. Grazie Ignazio. Gentilissimi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.